il Portogallo calcio maschile e femminile. Ed era la squadra finale. Sentite con noi anche dalla famiglia, se la funzione. Grazie. Prova 1, 2, 3. Sì. Comunque potete fare da Paolo. Potete fare da Ok. Vai una. Ci siamo? Siamo in onda? Siamo in onda. Buongiorno a tutti dallo stadio Pier Giovanni Mecchia di Portogruaro. 21 di febbraio del 2021, questa è la 10ª giornata della Serie C femminile. Quest'oggi andrà in onda Portogruaro contro Vittorio Veneto, una partita importante che è un derby di fatto del Veneto e che vede di fronte due squadre che diversamente sono posizionate in classifica. Portogruaro che ha vinto nell'ultima giornata contro le Torri e si è rilanciato, ma andiamo a vedere subito le formazioni che sono ufficiali e che scenderanno in campo tra veramente pochissimi minuti. Partiamo dal Portogruaro che si schiera con il 4-3-3 a lui più congeniale, messo in campo da Moreno Tomasello, Comacchio in porta, a destra ci sarà Battiston, a sinistra Matiz. Coppia centrale formata come settimana scorsa da Volpatti e Chiarotto, dunque confermate al centro della difesa. Centrocampo a 3 invece che sarà interpretato da Spollero al centro, Spollero che ha recuperato nonostante qualche acciacco in settimana. Alla sua sinistra a Girà Sarano Dale e alla destra il capitano Novellino. Attacco a 3 con Finotto sulla destra, sulla sinistra Furlanis, invece da punta centrale a Girà Feletti, forte della tripletta della settimana scorsa con la quale si è sbloccata in campionato. Passiamo invece alle ospiti, ovvero sia il Permac Vittorio Veneto che si schiera invece con un 4-2-3-1, modulo classico di mister Zoni. In porta ci sarà Daronc, difesa sempre a 4, Gava, Tomasi, Martinis, Furlan. Il centrocampo sarà con i due frangiflutti, ovvero sia Sovilla sulla destra, Tomasella a sinistra, l'esperta giocatrice appunto agli ordini di mister Zoni. Invece il tridente sarà Mantoani, Bigaran e Govetto alle spalle dell'unica punta Trevisiol. Queste appunto le formazioni che si contenderanno tra poco. Questi 3 punti molto importanti anche perché all'interno della giornata possiamo notare altre partite che potrebbero costituire scontri diretti importanti da tenere d'occhio per le due squadre impegnate quest'oggi. Sto parlando in particolare di Triestina-Isera. Triestina-Isera che sono due formazioni, entrambe che giocano per la salvezza per il momento, che sono dirette avversarie del Portogruaro. Portogruaro che è a 7 punti in questo momento condivide la nona posizione con la Triestina, sempre a 7 punti. Dietro di sé il Portogruaro Unterland, Damen e Spal a rispettivamente sempre 6 punti, Isera a 4 punti, le Torri a 1. Dunque la partita tra Triestina e Isera che andrà in onda sempre quest'oggi potrebbe risultare uno scontro diretto di cui il Portogruaro vincendo potrebbe approfittare. Le Torri, che è l'ultima in classifica, gioca contro il Padova, partita molto difficile dunque, e anche appunto l'Isera che è penultimo, potrebbe perdere qualche punto per strada come abbiamo detto con la Triestina. Partita dunque che il Portogruaro deve provare a vincere, lo ha detto anche Sara Feletti in settimana ai microfoni di Tele San Marino. Bisogna sbloccarsi al Mecchia ed è quello che proverà quest'oggi a fare la formazione di Moreno Tomasello, che può contare sul recupero completo di Novellino, che nelle ultime settimane appunto sta tornando ai livelli di una volta. Lo stesso si può dire per Finotto, che ha giocato nel secondo tempo a Montecchio nella scorsa settimana, vittoria per 4-0. Questa volta invece Finotto parte dall'inizio ed è sicuramente un'opzione in più per l'attacco Granata, confermatissima, come abbiamo detto, Sara Feletti
Olivetti, che viene da 3 gol nell'ultima partita, ed è un match questo, ovvero Portogruaro contro Vittorio Veneto, che si è già svolto in Coppa Italia. Si trattava allora appunto di gironi della Coppa Italia, si giocò in settembre. E quella volta prevalse il Portogruaro per 1-0, fu una partita molto tirata, si giocò a Summaga di Portogruaro, quest'oggi invece il Mecchia è disponibile, finì appunto come detto 1-0 con gol di Battagliotto, decise una partita molto tirata. Battagliotto che quest'oggi però parte dalla panchina, sicuramente una giocatrice di spessore, che però sta stentando un po' a trovare la sua formazione, la sua forma fisica migliore. Manca pochissimo all'inizio della partita, in leggero ritardo l'ingresso in campo delle squadre, e sarà anche una partita importante sotto il punto di vista difensivo per il Portogruaro, che deve provare a mantenere la porta inviolata per 2 giornate consecutive. Non è ancora successo, in particolare non è ancora successo in casa. È anche una partita tra 2 allenatori che sono alla prima esperienza per quanto riguarda il calcio femminile. Sia mister Zoni sia mister Tomasello sono entrambi appunto alla prima esperienza con una prima squadra femminile alle spalle, però hanno entrambi un'esperienza a livello di calcio maschile, e dunque appunto una partita che si appunto dimostrerà. Vedremo come potrà costruirsi a partire da 2 squadre che stanno vivendo 2 momenti per certi versi differenti. Vittorio Veneto, che viene da un filotto, per la prima volta ha indovinato 2 vittorie consecutive, una contro la SPAL 3-1, appunto l'ultima prima della partita odierna. Precedentemente invece il Vittorio Veneto aveva vinto sempre facendo 3 punti contro l'Unterland Damen fuori casa, una vittoria particolarmente rocambolesca, e dunque un Vittorio Veneto che deve dare seguito a questo filotto di vittorie che possono portare con ulteriori 3 punti, potrebbero portare a ridosso del Venezia. Ricordiamo, Vittorio Veneto ha 13 punti, con 3 punti come detto raggiungerebbe il Venezia a 16, Venezia che quest'oggi è impegnato sul campo della SPAL, quindi anche il Venezia potrebbe appunto fare dei punti, dato che la SPAL è una delle formazioni che si stanno giocando la salvezza, e quindi anche in questo senso un risultato che potrebbe da un lato far comodo al Portogruaro con una vittoria da parte del Venezia, ma dall'altro anche un risultato, una eventuale vittoria del Venezia che potrebbe mettere in difficoltà il Vittorio Veneto. Venezia che tra l'altro sarà l'avversario del Portogruaro nella prossima partita. Prossima giornata, l'11ª, metterà di fronte diversi derby, giornata curiosa, particolare per questo. Ci saranno innanzitutto il derby del Trentino Alto Adige, Isera contro Brixenobi, stiamo parlando dell'11ª giornata, e 2 derby veneti, il derby tra Vittorio Veneto e Padova, e come abbiamo detto quello tra Venezia e Portogruaro, che è di fatto più che un derby regionale proprio un derby provinciale, quindi ancora più sentito. Non c'è ne stiamo parlando invece del Vittorio Veneto, non c'è il capocannoniere delle ospiti, ragazze di mister Zoni, ovvero sia Zilli, una giocatrice che per quanto abbia cominciato da poco a giocare a calcio, da soli 2 anni, si sta dimostrando un'ottima realizzatrice con 4 gol attivo. Quest'oggi parte dalla panchina. In attacco ci sarà Trevisiol, anche Govetto che partirà larga, partirà la sinistra nel tridente dietro appunto la punta centrale del Vittorio Veneto, Trevisiol. Govetto che è uno degli acquisti estivi della formazione vittoriese, e sarà appunto l'ala alta a sinistra. Viene anche da una certa esperienza nelle divisioni inferiori, lo ricordiamo, ha giocato con la Primavera del Tavagnacco, è un giocatore di grande movimento che però garantisce anche gol, ne ha fatto 1 fino adesso. Prima dell'inizio della partita sarà osservato 1 minuto di silenzio in memoria di ex giocatore dell'Inter scomparso.
Stavamo parlando di Mauro Bellugi, si è spento ieri, si pensa sia stato il Covid tra le varie complicazioni a causare questa perdita. Bellugi che fu titolare nel mondiale del 78 in Argentina, era presente anche nel mondiale precedente nel 74, ma in Argentina fu uno dei titolari scelti da Bearzot. Di lui in particolare si ricorda il gol con il quale l'Inter passò il turno nel 71, in quel turno eliminazione diretta contro il Borussia Dortmund, nel famoso doppio confronto che vide anche l'episodio rimasto esemplare della lattina, scusate, lanciata a Boninsegna. Partita dunque che sta per cominciare, il primo pallone sarà gestito dal Vittorio Veneto. Dunque squadra che gioca di nuovo, torna a giocare in riva all'Emene dopo la partita di Coppa che portò una sconfitta per le ragazze di Mister Zoni, e che appunto vogliono confermare il loro buon momento e anche vendicare quella sconfitta patita per il gol di Battagliotto. Portogruaro che quest'oggi si schiera con un inedito 4-4-2, lo vediamo, un modulo un po' più concreto in fase difensiva, ed è la fase difensiva che nelle soprattutto partite in casa ha creato più difficoltà alle ragazze di Mister Tomasello, che appunto erano riuscite a recuperare nella precedente partita interna contro l'Atletico Oristano, erano riuscite a recuperare, diciamo, 2 gol, ma poi sono state rimontate, hanno subito ben 5 gol, perdendo di fatto la partita. Vedremo quest'oggi come verrà controllato l'attacco del Vittorio Veneto, un attacco particolarmente mobile. C'è da tenere d'occhio appunto Govetto, che abbiamo visto già nella partita di Coppa Italia, è un attaccante molto mobile. Attenzione però al primo break che viene portato dalle giocatrici del Vittorio Veneto, pallone interno a cercare proprio Govetto, che però non riesce ad arrivare sul suggerimento molto lungo. Un attimo.
Torniamo in diretta dallo stadio Mecchia di Portogruaro. C'è stato qualche piccolo problema tecnico. Nel periodo non collegato c'è stato un calcio d'angolo per il Vittorio Veneto che non ha sortito effetto perché è stato allontanato, neutralizzato dalla retroguardia granata. Vediamo adesso Novellino in possesso di palla nel cerchio nel tre quarti campo del Vittorio Veneto. Però in profondità c'è Finotto che prova a controllare il pallone sull'assalto di Furlan. Novellino contro Govetto, pallone all'interno, ancora Furlan. Prova a salire Sovilla. Pallone allargato sulla destra per Gava. Lancio in profondità per Trevisiol, stoppa il tocco all'indietro, il lancio provato nei confronti di Govetto che riesce a difendere da Battiston, tocco centrale proprio per Trevisiol, chiuso tutto Volpati, poi Finotto in recupero difensivo, contende il pallone a Furlan, sarà rimessa laterale per il Vittorio Veneto. Altro duello tra Finotto e Furlan, stavolta il pallone finisce in rimessa laterale per il Portogruaro. L'ultimo tocco è stato proprio appunto della numero 20, ospite Furlan. Modulo del Portogruaro in trasformazione durante i minuti. Adesso vediamo, abbiamo visto inizialmente un 4-4-2 con i due mediani schiacciati, in realtà assomiglia più a un rombo con i due esterni, ovvero sia da una parte Nodale e dall'altra Finotto, che stanno larghi, con Novellino che agisce in una posizione un po' più avanzata rispetto a Spollero che agisce da mediano, e dunque Novellino in una sorta di trequartista in appoggio alle due punte Furlanis e Feletti. Vediamo adesso il possesso palla difensivo del Portogruaro. Comacchio rinvia in una zona centrale, recupera Tomasella, tocco di prima, e il suggerimento per Govetto, molto cercata in questi primi minuti. Sarà una delle chiavi della gara, il duello su quella fascia tra lei e Finotto, che invece dall'altra parte verrà sicuramente cercata per la sua capacità di andare in profondità. Feletti riesce a controllare bene questo lancio lungo di Volpati, protegge dall'assalto. Vediamo ora Furlan. Finotto riesce a far filtrare il pallone ma non c'è nessuno, e allora può ripartire Tomasi. Daronc. Si alza il Portogruaro, va a pressare con Feletti, con Finotto, lo vediamo. Adesso con Novellino sulla numero 18 Sovilla. Tocca per Tomasella, esperta classe 81, che rischia con questo passaggio orizzontale in direzione di Gava. Non si intendono le due, sarà rimessa laterale, dicevamo. Tomasella che aveva scelto inizialmente di ritirarsi quest'estate, ma poi è tornata ed è una sicuramente delle principali interpreti del centrocampo vittoriese. Lo avevamo notato anche nella partita di Coppa Italia. Gava, Mantovani. È bionda. E l'ha spostata dietro adesso. Possesso palla difensivo del Vittorio Veneto, che riparte ancora una volta dal suo portiere Daronc. Pallone per Mantovani. Palla in profondità per Trevisiol, non riesce a trovare la sfera, allora Volpati rinvia in rimessa laterale. Va a battere capitano Mantovani. C'è in particolare Nodale che va a marcare Tomasella. Potrebbe essere questa una delle chiavi, anche la pressione appunto sull'impostazione del Vittorio Veneto da parte del centrocampo portoghese. Forse è questa una delle motivazioni che ha spinto Tomasello a scegliere un modulo
insolito rispetto a quello delle ultime settimane, in cui appunto la pressione di Novellino e quella di Nodale su le fonti di gioco del Vittorio potrebbero giocare un ruolo fondamentale per poter garantire ripartenza al Portogruaro. Rimessa laterale di Mantovani. Stacca Matic, pallone che però comunque riesce, viene inseguito da Gava che non lo trova, c'è Spollero, non riesce lo scambio con Matic e allora sarà rimessa laterale. Partita che è iniziata con una prevalenza del gioco sulle fasce laterali del campo, dunque nessuna delle due squadre riesce per il momento a prendere il controllo della partita. Si propone Tomasella, ma viene servita invece numero 11 Bigaran, pallone in profondità, stacca Volpatti, pallone messo fuori, c'è Tomasella che può controllare, cerca qualcuno a cui affidare il pallone, ecco Mantoan, pallone in profondità a cercare Trevisiol, c'è l'anticipo di Chiarot e Portogruaro che può ripartire. Nodale controlla nel tre quarti della sua metà campo, pallone rinviato però lo trova Mantoani che ha stretto al centro del campo, pallone sulla sinistra per Furlan, passaggio centrale un po' pericoloso, riesce comunque a controllare Martinis, di nuovo per Furlan, da questi per Govetto, anticipato da Novellino e pallone che torna in possesso del Vittorio Veneto. Novellino, altro break, parte Finotto sulla destra, viene servita però Furlanis, tocco per Feletti, non si intendono le due e Sfera che torna ancora in possesso del Vittorio Veneto. Daronc può rinviare, c'è qui il centrocampo, c'è Bigaran che è scesa, salta l'intervento di Novellino, sta partendo Gava, pallone però per Trevisiol, vediamo come giocherà, spazio alle spalle del centrocampo, Granata colpisce in pieno un difensore del Portogruaro, il rinvio da parte di Chiarot viene catturato da Mantoani che riesce a servire Tomasi e allora riparte l'azione del Vittorio Veneto, sta tenendo la palla di più, sta provando a manovrare. Portogruaro che invece agisce in questo momento di rimessa, come in questo caso con Nodale, prova a portare avanti il pallone, sulla sua sinistra c'è Furlanis, c'è una giocatrice che è rimasta a terra, chiedono l'interruzione del gioco quelle del Vittorio, palla che adesso esce, si è rialzata nel frattempo, si è rialzata Sovilla che riprende il suo posto in campo, rimessa laterale adesso per il Portogruaro. Poco movimento però, non trova nessuno da servire Matic, lancio provato per Feletti che in effetti ha qualche difficoltà a controllare. Martinis, lancio in profondità per Trevisiol, anticipa bene Chiarot, è già il secondo anticipo questo da parte di Chiarot negli ultimi minuti, segno di attenzione. Pallone per Spollero, prova a toccare di prima, perde un brutto pallone, profondità per Trevisiol, Volpatti però in anticipo sulla punta rosso-blu e tocca indietro per Comacchio. Battiston, c'è una buona pressione da parte di Govetto e anche di Furlan. Finotto però salta molto bene il terzino ma non riesce a trovare poi Novellino con il suggerimento in profondità. Rimessa laterale sempre per il Vittorio Veneto. Salita molto in quest'ultima azione Furlan, la numero 20, che ha rischiato perché sulle prime battute era stata saltata da Finotto, si rischiava una situazione di poca copertura su quella fascia, poi però il pericolo è stato neutralizzato efficacemente. Volpatti, possesso palla difensivo del Portogruaro, si fa vedere Novellino, Volpatti lancia in profondità per Feletti, anticipata dall'intervento della centrale Martinis. Govetto su di lei Novellino, l'ultimo tocco è di Govetto, rimessa laterale per il Portogruaro. C'è il mister Zoni che incita le sue ragazze ad essere più decise nel momento del contrasto. Spollero allarga per Matic, spazio per avanzare, non arriva subito il suggerimento per Furlanis e palla che per un attimo era andata in possesso del Vittorio Veneto. Tomasella l'ha recuperata, pallone per Gava,
torna la Tomasella, da questi per Mantovani. Potrebbe essere quello uno dei triangoli in cui si crea di più a livello di gioco per quanto riguarda il Vittorio Veneto. Due giocatrici di esperienza come Mantovani e Tomasella saranno sicuramente dei punti di riferimento nei momenti di difficoltà per le compagne. Tocco di Furlan per Govetto, non riesce a controllare bene Novellino, pesca Feletti che però è attorniato da difensori, lavora molto bene questo pallone Feletti, riesce ad allargare per Furlanis, vediamo se raggiunge il pallone, lo tiene in campo, c'è contro di lei Mantovani, ora sopraggiunge anche Feletti, Furlanis rientra al centro del campo, prova la conclusione da fuori e questa è la prima conclusione fatta registrare in tutta la partita ed è da parte di Furlanis che comunque non ha inquadrato lo specchio della porta. Importante è anche il movimento di Feletti e quello di Finotto che hanno allargato la difesa, hanno permesso a Furlanis di avere lo spazio per poter concludere. Fallo fischiato per un intervento di Spollero a centrocampo. Sarà calcio di punizione per il Vittorio Veneto che in questo modo può salire, può occupare la metà campo del Portogruaro. In attacco però vediamo solamente Trevisiol e Govetto, diciamo che dei due esterni Govetto rispetto a Gava è quello che al momento sta stazionando di più nella posizione avanzata, più nelle vicinanze dell'area di rigore di Elena Comacchio. Tridente comunque al momento ben riconoscibile quello del Vittorio Veneto. Rimessa laterale per il Portogruaro in questo momento, ha sbagliato il possesso palla il Vittorio, diversi errori in questo inizio di partita. Indicazioni da parte di Moreno Tomasello alla sua difesa. Matiz, dopo lo scambio con Nodale, pallone per Spollero, vede il movimento di Finotto, cerca di servirla con un cambio di gioco. Ecco Finotto che stoppa sull'assalto di Furlan, cerca Feletti, invio comunque di Martinis, per partire Govetto, ha saltato Battiston, si inserisce Trevisiol, pallone proprio per lei, però deve perdere un tempo di gioco Trevisiol e il lancio di conseguenza permette al Portogruaro di rientrare. Sfera adesso tra i piedi di Gava, pallone all'indietro, ha intuito Nodale che non riesce però a rilanciare l'azione. Comunque buon intervento da parte della numero 10 che segnò 2 settimane fa su questo campo il gol che permise al Portogruaro di riaprire la contesa, il gol del 2-1 contro l'Atletico di Oristano. Battuta da Mantovani, la rimessa laterale. Chiarotte rilancia. C'è solamente Tomasella nel cerchio di centrocampo. Pallone allargato su Furlan che scende molto su quella fascia. Sarà, come abbiamo detto, una delle zone del campo più interessanti, vista anche la sfida tra Govetto e Finotto, ma anche Furlan scende molto. Giocatrice molto offensiva in questo momento. Difficoltosa questa gestione del pallone difensiva del Portogruaro che comunque con Volpatti riesce a conquistare un calcio di punizione per fallo di Trevisiol. Calcio di punizione da posizione difensiva. Ritmi lenti in questo inizio, partita che fa fatica a svilupparsi, pochi spazi per giocare, soprattutto Tomasella sta trovando spazi di azione a centrocampo. Su di lei il pressing granata al momento sta fallendo, non stanno riuscendo le giocatrici di Tomasello a opporsi a Tomasella, anche per probabilmente il senso della posizione della numero 22 del Vittorio Veneto, data la sua grande esperienza.
Govetto protegge bene questo pallone, in mezzo a due, Govetto riesce ad andare via, salta anche Battiston, ma Spollero si mette sul suo cammino, anticipata però Battiston che ci ha messo un po' troppo qui a passare il pallone, e allora la numero 18 Sovilla larga per Mantovani, da Mantovani prova il pallone in profondità, non c'è nessuno, c'è solo Matic che raccoglie la sfera e imposta l'azione del Portogruaro. Tocco allargato per Nodale, fascia di sinistra, si propone anche Furlanis, pallone proprio per lei, leggermente lungo, può recuperare Tomasi. Chiarot, altro intervento preciso, pallone in profondità lanciato da Matic, c'è Feletti che può correre alle spalle della difesa, cerca il combattimento con Martinis, cadono entrambe, poi Finotto va a contendere la sfera, pallone che va alla fine sui piedi di Daronc che reimposta l'azione. Tomasella, Mantovani e ora Tomasi, pallone impreciso, recupera Nodale, c'è Finotto che si propone, pallone proprio per lei, leggermente troppo lunga, la chiama Daronc, e sono i break del Portogruaro, portati soprattutto con le tre centrocampiste Novellino, Nodale ma anche Spollero, che possono innescare le ripartenze del tridente granata composto dalle 3 F, Furlanis, Finotto e Feletti. Govetto parte da lontano, dall'altra parte c'è Gava, cerca lo scambio corto ma non trova Trevisiol, allora Chiarot esce palla al piede, scontro con Trevisiol ad altissima posizione. Chiarot è veramente andata altissima, inseguito Trevisiol fin nella zona del cerchio di centrocampo. Calcio di punizione battuto da Tomasella, non trova Govetto, Battiston non fa uscire il pallone, dunque decide di giocarlo. Pallone centrale per Spollero, da questi per Volpatti, avanza il Portogruaro, non trova però Novellino il suggerimento, colpo di testa di Finotto, pallone conteso, può giocarlo Martinis, si fida Tomasella, Novellino contro Tomasella, scontro tra due giocatrici molto esperte, Novellino che la sua esperienza ha fatto anche seria attenzione però all'intervento di Bigaran che perde per un attimo il tempo di gioco, e poi l'intervento su di lei di un difensore del Portogruaro, proteste da parte delle giocatrici del Vittorio Veneto, chiedono il calcio di rigore per questo intervento. Episodio da moviola quando siamo al minuto 21 del primo tempo. Non è per Trevisiol, ecco Govetto, danza in mezzo a due, Trevisiol, pallone allargato su Furlan, c'è poco spazio però, è ben messo in campo il Portogruaro quando è a copertura. Sovilla, Spollero spizza, non c'è nessuno però che va a raccogliere il pallone, che dunque finisce in rimessa laterale. Secondo calcio d'angolo della partita per il Vittorio Veneto. Portogruaro tutto a difesa della propria area, ad eccezione di Feletti, che tiene impegnate Furlan e Martinis. Batte Govetto, pallone in mezzo, si accende una mischia, c'è Sovilla, cerca in mezzo qualcuno, ripartenza del Portogruaro, deve combattere Feletti, è un duello individuale con Martinis, però fa buona guardia, toccando dietro per Daronc. Difese che finora stanno avendo la meglio sugli attacchi, in particolare le due centrali del Vittorio Veneto stanno arginando bene. Sara Feletti sta faticando a difendere il pallone, Sara Feletti in mezzo appunto ai due bastioni centrali, Tomasi Martinis. Intervento a centrocampo falloso, giudicato falloso da parte di Govetto.
Sarà calcio di punizione per il Portogruaro. Al contempo però anche Trevisiol finora è stata limitata dalle giocatrici del Portogruaro. Govetto anche è stata costretta a giocare spesso in spazi stretti, nonostante sia stata molto cercata dalle sue compagne. Ora calcio di punizione per il Portogruaro, che schiera tutto il suo tridente in avanti. Finotto è molto larga, portate avanti anche Novellino e Nodale. Pallone in profondità, spizza Feletti, pallone che però viene raccolto ancora una volta da Daronc. E Govetto che è rimasta zoppicante dopo quell'ultimo scontro con Battiston. E vediamo anche che effetto potrebbe avere sulla gara, perché finora era stata una dei terminali più cercati nel gioco del Vittorio Veneto. Fa della sua capacità tecnica un'arma, soprattutto negli spazi stretti. Ha preso un colpo nell'ultimo contrasto. È ancora fuori dal campo, si sta facendo medicare. Vedremo se ce la farà a continuare. Nel frattempo contropiede del Portogruaro. Furlanis, vede il movimento di Feletti alle spalle di Furlan, che manca il pallone. Allora Finotto può rientrare. Pallone toccato per Novellino, non si intendono le due. C'è Tomasella, anch'essa però non trova la sua compagna Bigaran, e allora può andare al rinvio Matic su Furlanis, 1 contro 1 con Tomasi. Tomasi però ha la meglio, mette il corpo tra sé e il pallone, forse subisce anche fallo, e così calcio e punizione. Partita che fatica ad accendersi. Evidentemente sono stati approntati 2 dispositivi difensivi buoni da parte di entrambe le squadre, e i molti errori in fase di impostazione che stiamo vedendo sono anche in questo senso un effetto e non una causa della gara così bloccata come la stiamo vedendo. Spollero controlla il centro del campo, c'è un movimento di Feletti, cercata, anticipo però di Martinis che può partire, c'è molto spazio, situazione di 3 contro 4, scusate, pallone di nuovo per Martinis, si sta allargando Gava, Martinis può scegliere tra 2 alternative, o andare al tiro, lo prova ma colpisce in pieno Matic, che con il recupero poi perfeziona, toccando per Nodale, può ripartire. Allora l'azione di Sara Nodale, ci sono in attacco Furlanis e Feletti, e sole che possono essere servite, pallone in profondità da parte di Nodale, che ha messo in rimessa laterale però. Uniche occasioni per il momento in questa prima quasi mezz'ora di partita. Il tiro di Furlanis, che però si è spento lontano dallo specchio della porta difesa da Daronc, e quell'intervento difensivo su Bigaran, che poteva essere sanzionato con il rigore, però l'arbitro non ha ritenuto tale la situazione. Daronc, Tomasella spizza. Adesso Spollero ha molto spazio per giocare, pallone allargato su Battiston che sale, una delle prime proiezioni offensive di Battiston, pallone per Finotto, leggermente troppo lungo, azione che sfuma per il Portogruaro, sarà rimessa laterale per il Vittorio Veneto. Deve scendere Trevisiol per recuperare il pallone fino alla sua stessa tre quarti. Pallone allargato su Mantoani. Non riesce però a mantenere il pallone in campo. Esperta giocatrice Karin Mantoani, classe 94, capitano quest'oggi. Una delle giocatrici più esperte di una formazione molto giovane come quella del Vittorio Veneto, età media sui 21 anni. Una decisione che fa parte del progetto societario, appunto, di rifondare la squadra dopo l'autoretrocessione in Serie C decisa a partire da questo campionato. La ripartenza dovrà avvenire
come si è detto, dalla Primavera, che è stata promossa in blocco, quella dell'anno scorso. È stata promossa in prima squadra lo stesso Zoni, l'allenatore della Primavera. Vediamo però adesso Nodale, cercava Furlanis, è stato però stoppato il tentativo. Finotto non riesce però a portare un pressing efficace, perché è stato abbastanza sciolto il possesso palla difensivo del Vittorio Veneto. Nel frattempo vi dobbiamo un aggiornamento sulle condizioni di salute di Govetto, che non ce la fa, viene addirittura portata a braccia fuori dal campo. Nel frattempo Volpatti avanza, pallone al centro per Novellino, non controlla la numero 8. Peccato, sarebbe stata una posizione ideale quella in cui si sarebbe trovata Novellino. Scambio tra Battistone e Chiarot, può partire Battistone. Nel frattempo si prepara la sostituzione, vedremo chi entrerà al posto di Govetto, che non ce la fa, esce a braccia. C'è stata un'incomprensione qui tra le due giocatrici del Portogruaro. Come dicevamo, sostituzione al posto di Govetto. Entrerà Modolo. Dunque, questa è la scelta di Mister Zoni. Classe 2000, Modolo ha già segnato un gol in questo campionato, un gol aveva segnato anche Govetto. Apparentemente non ci sono vediamo, cambi dal punto di vista tattico. Sembra sempre un 4-2-3-1 quello disposto da Mister Zoni. Vedremo come si risistemerà anche il gioco del Vittorio Veneto, che aveva, come avevamo detto spesso in precedenza, aveva in Govetto una giocatrice spesso cercata, e ora vedremo come si riequilibrerà il gioco del Vittorio Veneto. Volpatti perde un pallone avanzato, però Spollero è brava a recuperare. Battistone elude l'intervento di Bigarain, che adesso sembra essersi spostata nella posizione di Govetto. Cambio di gioco da parte di Spollero, trova Furlanis, si muove Finotto in profondità, pallone proprio per lei, ecco la cercata sulla corsa, ma la sfera viene catturata da Furlan. Trovato poco spazio finora Finotto alle spalle della difesa, una delle sue armi principali, quella della corsa in profondità. Ecco il pallone in profondità per Gava, si propongono Bigarain, Sovilla, non riesce a passare però Gava, fermata dalle giocatrici del Portogruaro. Chiarot, pallone per Matiz, centralmente pericoloso, Tomasella ha capito tutto, pallone per Trevisiol, ha recuperato ancora però Chiarot, che dopo appunto la partenza da titolare la settimana scorsa a Montecchio riparte di nuovo dal primo minuto in coppia con Volpatti. Le due avevano giocato già insieme al Pordenone. Calcio di punizione qui, fischiato per fallo di Finotto proprio su Trevisiol, che si sta abbassando per cercare il pallone, si sta abbassando molto, evidentemente non riesce ad entrare in possesso del pallone in zona avanzata, dunque deve cercare ossigeno, deve cercare il pallone arretrando. Ora si è conquistato un calcio di punizione, da posizione interessante. Qui Tomasella avrebbe anche l'opzione del tiro, vedremo cosa sceglierà la numero 22. Area affollata, parte Tomasella, pallone a metà tra un tiro e un cross, non ci arriva nessuno, ci aveva provato Mantovani ma il pallone è uscito. Rinvio dal fondo, riparte l'azione del Portogruaro con l'azione di Matiz, stoppata dal centrocampo del Vittorio Veneto, che adesso prova a ripartire. Tomasella, pallone in profondità per Trevisiol, cerca di girarsi, spalla alla porta, però deve agire, come vedete, molto lontano dall'area di rigore di Comacchio.
Palla in profondità dalla nuova entrata Modolo, anticipa Chiarot. Furlanis entra in possesso del pallone, non accelera però, aspetta che i suoi compagni si dispongano. Spollero, pallone allargato. Battiston deve entrare dentro il campo, possesso palla pericoloso, ha perso il Portogruaro, problema in profondità per la numero 18 Sovilla, di prima per, vediamo, Modolo, deve girarsi, il tocco per Trevisiol, colpita dal rinvio della difesa del Portogruaro. È stato fermato il gioco da parte del direttore di gara, sarà calcio di punizione per il Portogruaro. Il direttore di gara, ricordiamolo, è Lorenzo Casali della sezione di Crema. Gli assistenti sono Betello e Fregonese, entrambi della sezione di San Donà. Volpatti in profondità, colpisce Bigaran, sarà rimessa laterale per il Portogruaro, non riesce a sbloccarsi la partita. Battistoni in profondità, Furlan, poi Volpatti, forse fallo di mano, fa proseguire l'arbitro. Si fa vedere Feletti, preferisce però appoggiare su Matic. 1-2 con Nodale, cerca Finotto, però Furlan è in anticipo, può andare Sovilla. Dunque Sovilla che si è spostata nella posizione in cui inizialmente agiva Govetto, pallone in profondità per Trevisiol, su di lei Volpatti in scivolata, colpisce il pallone e lo fa rimbalzare addosso a Trevisiol, pallone che poi entra a disposizione di Comacchio. Intervento coi tempi giusti di Volpatti che ha bloccato l'avanzata del Vittorio Veneto da parte di Trevisiol. E dicevamo dunque si è spostata Sovilla, però adesso il tiro da parte di Trevisiol, forse ha toccato Comacchio, no, non c'è deviazione da parte di Comacchio, sarà il mio dal fondo. Dicevamo Sovilla si è spostata sulla sinistra dopo l'uscita da parte di Govetto, la neoentrata Modolo invece agisce da frangiflutti davanti alla difesa accanto a Tomasella. Dunque sì, modulo che è rimasto uguale, c'è stato semplicemente lo spostamento di questa centrocampista a Sovilla piuttosto duttile. Adesso vedremo come si ridisporrà il gioco del Vittorio Veneto. Però indietro per Daronc, deve uscire dalla sua area il portiere del Vittorio Veneto che rinvia in rimessa laterale, che sarà da posizione molto avanzata per il Portogruaro. Da quella posizione più o meno era sorta l'azione che aveva portato poi al gol di Nodale contro l'Atletico di Oristano. Feletti riesce a superare la sua diretta avversaria Furlan, poi Novellino conquista un calcio d'angolo, il primo della partita per il Portogruaro, che si porta in avanti in questo finale di primo tempo. Mancano circa 5 minuti alla fine della partita, della fine del primo tempo, scusate. Area però piuttosto sguarnita, Portogruaro che porta poche giocatrici nell'area del Vittorio Veneto, spizzata di Feletti. Si accende una mischia al limite dell'area, c'è Furlanis, può girare per Finotto, si propone Novellino in profondità, pallone per lei però sui piedi, Novellino che deve provare a passare, ce la fa, c'è Furlan, pallone che perviene poi a Furlanis che ha provato la conclusione di prima. Secondo calcio d'angolo di fila per il Portogruaro che sta salendo in questo finale. Sale anche Chiarot adesso a dare manforte alle sue compagne avanzate. 4 giocatrici del Portogruaro al momento nell'area del Vittorio Veneto. Esce Nodale che però rimane comunque nei paraggi. Va a battere stavolta Furlanis, non più Finotto che si mette al centro dell'area. C'è anche Feletti, c'è anche Chiarot che si muove. Parte il traversone, cerca Feletti di girare, non riesce però a trovare la sfera. C'è però Finotto che dà ancora continuità all'azione. Da Spollero a Matic, ancora cercata Finotto, rientra dentro il campo, difficile possesso palla. Spollero deve darla veloce, pallone in profondità per Furlanis. Era difficile da controllare questo pallone, ha provato allungandosi Furlanis, ma non è riuscita appunto a entrare in possesso del pallone. Primo tempo che sta vedendo un Portogruaro pian piano salire in
questi ultimi minuti, se non altro con dei calci da fermo. Abbiamo visto i 2 calci d'angolo prima che hanno aiutato a far stringere, a far schiacciare il baricentro del Vittorio Veneto all'indietro, e Portogruaro che dunque è avanzato in questi ultimi minuti. Spollero però qui sbaglia il tocco, ritorna in possesso del pallone Tomasi, che non controlla, sarà rimessa laterale. Molti errori tecnici da una parte e dall'altra hanno reso spezzettato questo primo tempo, possesso palla che è stato difficoltoso da entrambe le parti, sia da parte del Vittorio Veneto per la pressione portata dal Portogruaro, e sia appunto dal Portogruaro per la fatica a raggiungere le proprie punte. Avevamo detto Feletti è stata ben guardata dalle 2 centrali, che hanno dato veramente pochi spazi alla numero 9 Granata. Adesso però anticipa Furlanis, su di lei c'è l'intervento e c'è anche il giallo da parte dell'arbitro, che è stato appunto assegnato a Gava. Gava è intervenuta alle spalle di Furlanis, che stava per impostare un'azione pericolosa per il Portogruaro. Calcio di punizione per il Portogruaro, che porta di nuovo avanti il proprio baricentro in questo finale. Nel frattempo Furlanis si sta rimettendo dallo scontro di prima con Gava. Primo minuto della partita, partita che nel complesso è stata tutto sommato corretta. L'unico episodio del Moviola, quello da rigore appunto sulla numero 11 Bigran, che abbiamo visto al 21esimo minuto. Non sfruttisce nessun effetto l'avanzata da parte di Spollero. Sarà calcio di punizione per il Vittorio Veneto. Ancora Chiarot puntuale in questo intervento. Ci sarà un minuto di recupero in questo primo tempo. La giocata da parte di Trevisiol, che combatte in mezzo a 3. Novellino risolve e poi Matic rinvia. Chiude in avanti dunque il Vittorio Veneto questa prima frazione di gara. C'è la numero 92, la nuova entrata a Modolo. Il pallone toccato da Spollero, rientra fino su Furlan, battagliano le 2, vedremo di chi sarà la rimessa laterale del Portogruaro. A battere Battiston, all'indietro per Volpatti. Non forza il Portogruaro in questi ultimi secondi. Possesso palla orizzontale con Matic che avanza. Tocco per Furlanis, solito movimento a entrare dentro il campo. Dentro per Chiarot. Non lancia in avanti ancora il Portogruaro. Battiston. Di nuovo per Volpatti. Vediamo se c'è l'ultimo lancio. Tomasella anticipato. Trevisiol all'indietro. Anticipa Volpatti. Può partire Spollero. C'è la ripartenza del Portogruaro. Vediamo se ci sarà tempo per giocare. Tocco per Furlanis, non riesce a controllare. Si dispera a numero 11 Granata. Poteva essere una buona occasione anche questa. Mentre oramai siamo agli sgoccioli di questo primo tempo. Ennesima rimessa laterale per il Vittorio Veneto. Continua a far giocare però l'arbitro. Vittorio Veneto, società fondata nel 1982 da Francesco Fattorell, famiglia Fattorell, che è rimasta centrale nella storia societaria appunto del Vittorio Veneto. Addirittura uno degli eredi, Fattorell, fu l'allenatore nella storica stagione giocata in Serie A nel 2015-2016, stagione che però vide il quartultimo posto e dunque la retrocessione per le venete, le vittoriesi. Gava prova a difendere il pallone, ma ha toccato con la mano cadendo.
Sarà calcio di punizione per il Portogruaro. Dicevamo, ultime stagioni che hanno visto molta Serie B per il Vittorio Veneto, dunque società di alto lignaggio che ha scelto solo in quest'ultima stagione di autoretrocedersi. Attenzione però a Trevisiol, è all'interno dell'area di rigore, pallone per Bigaran, su di lei due giocatrici. Bigaran prova a passare ma ha ben ancora una volta difeso il Portogruaro. Rinvio di Novellino in avanti a spazzare e pallone per Sovilla. Novellino interviene su di lei, rimessa laterale. Pericolo sventato. C'era stata Bigaram ancora una volta ben guardata dalle due centrali del Portogruaro. Ecco Furlan, sbilenca un po' il passaggio centrale, può recuperare Furlanis. Cerca di passare, però Gava è attenta, recupera il pallone. Palla vagante recuperata da Novellino. Non serve subito le compagne più avanzate. Ora pallone per Feletti che lavora bene il pallone, riesce a passare e tocca in profondità per Finotto che può essere sfruttato. Vediamo, deve uscire da Ronk, concedere rimessa laterale, posizione molto avanzata. Ha lavorato bene. Ha lavorato bene questa volta il pallone Feletti, ed è quello che probabilmente le viene chiesto. La capacità da parte di Feletti di fare reparto da sola è una delle sue principali caratteristiche. È un attaccante preziosa per Moreno Tomasello, anche per la sua prolificità. 3 gol nell'ultima partita. Attenzione al recupero, ripartenza del Vittorio Veneto, pallone in profondità, c'è la corsa di Trevisiol, è però in vantaggio la difesa del Portogruaro. Rinvio di Comacchio. Matiz alla meglio però Trevisiol, per un attimo duellano le due, vediamo chi avrà la meglio. Sfera che non esce, la recupera Trevisiol, la tiene tra i piedi, cerca di passare sulla linea dell'out. Palla smorzata e recuperata da Elena Comacchio, quando ormai si approssima la fine della gara, la fine del primo tempo, scusate, decretato in questo momento dal direttore di gara. 0-0. 0-0 in questo momento, gara molto tesa con poche occasioni. Ricordiamo solamente quella di Furlanis nel primo scorcio di gara e poi solamente un momento da moviola in cui c'è stato un intervento su Bigaran da rivedere. Intervento dubbio per cui appunto hanno chiesto il calcio di rigore le giocatrici ospiti. Ora
Mamma mia. Ecco, mi mancava San Venezia, Venezia sta dicendo, ora fa 3-0, parziali riferiti logicamente al primo tempo. No, che zoomato, guarda, quindi si vede ancora meglio. E questo Pisa l'ha dimirato. Un bel pareggetto. Ah sì, a noi basta il pareggio. No, parlavo di Inter Milan. Sì, a noi basta il pareggio. Stai parlando del Milan? Senti, ragazzi, a vincere per il Crotone, no? Sì, quello Vieni è... avanti Crotone. Ricordo per loro che si fossero arrivati in ritardo, si è disputato il primo tempo dell'incontro di calcio tra Porto e Fermo Vittorio Veneto. 10ª giornata di andata che il Simone si risultato parziale 0-0. Tu sai, nella vita, non ti mettere una cartellina, cosa fai? Distribuisci i puntini. Distributore di puntini su lei. Mancava un punto sulla Spagna. No, vincersi il Boeing della squadra. Pulire quella adesso. Con i numeri! Qui con i numeri sulla sella lavagna, manca un Boeing rosso. Quindi un punto... Aspetta perché Andrea mi ha fatto la foto, giuro che non ho preso un bollino. Giuro che non l'ho preso. Ma non quello, non quello. Sì, sì, quello là. Ed eccoci di nuovo in collegamento dallo stadio Mecchia di Portogruaro per il secondo tempo di Portogruaro contro Vittorio Veneto. Un primo tempo che è finito 0-0, molto bloccato. Un solo tiro verso la porta è stato quello di Furlanis attorno al 15° del primo tempo. C'è stato anche un episodio dubbio nell'area del Portogruaro, un fallo commesso su la numero 11 Bigaran, fallo dubbio che però l'arbitro non ha valutato come fallo. Leggiamo i risultati delle altre partite che si stanno svolgendo contemporaneamente a questa. Il Venezia sta vincendo per 3-0 in casa della Spal. C'è anche un 5-0, anzi un 6-0, un 6-0 aggiornato in questo momento nel derby tra Padova e Le Torri. C'è l'1-0 fuori casa della Triestina contro l'Isera. E c'è anche l'11-1 invece, l'11-1 che è un finale per quanto riguarda Cortefranca contro Atletico di Oristano. È partito in questo momento il secondo tempo della sfida. Dunque Portogruaro che in questo momento non starebbe appunto per niente messo bene, per niente messo male, perché appunto ci sarebbe un vantaggio per quanto riguarda la classifica. La Triestina sta perdendo in casa con l'Isera. Ci dobbiamo correggere, la Triestina sta perdendo in casa 1-0 con l'Isera. Questo significa che il Portogruaro, anzi no, il Portogruaro no, dovrebbe appunto far in modo di uscire con almeno un punto da questo scontro, perché altrimenti verrebbe raggiunto dall'Isera, che è al momento a 4 punti, ma vincendo, se fosse confermata la vittoria intera giuliana, andrebbe a 7 punti, quindi raggiungerebbe sia la Triestina sia il Portogruaro. Vedremo ovviamente come si evolverà la partita tra Triestina e Isera, e anche ovviamente come proseguirà quella tra Portogruaro e Vittorio Veneto qui allo stadio Mecchia, ricordando che Govetto, un terminale molto importante per le ragazze di Mister Zoni, è dovuta uscire per infortunio dopo uno scontro con Battiston nel primo tempo. Diamo anche un aggiornamento sul derby di Milano in Serie A, derby molto importante. Milan che ci arrivava da secondo in classifica, Inter prima. Era da molto tempo che le due milanesi non arrivavano
a giocarsi il derby in formazioni, in situazioni di classifica così alte. Sta vincendo l'Inter 1-0, gol di Martinez al quinto. Attenzione adesso a Trevisiol che prova a calciare da lunga distanza, e questo è il primo tiro della ripresa tentato da Trevisiol da molto lontano. Trevisiol che nel primo tempo è retrocessa spesso per cercare spazi per la sua avanzata, segno che faceva fatica appunto a ricevere palla in avanti, e adesso cerca il tiro da molto lontano, anche perché aveva poche compagne a sorreggerla nell'ultima azione. Volpatti con calma, pallone per Spollero, questi per Nodale, può correre il Portogruaro, tocco per Feletti, non riesce ad arrivare sul pallone, ci arriva prima Tomasi, tocco molto pericoloso, c'è Finotto che stava per inserirsi tra la centrale e il terzino del Vittorio Veneto. Nulla di fatto, riparte la squadra di Mister Zoni con Mantoani, Gava, si sono invertite le due giocatrici, mano da parte di Spollero, calcio punizione battuto subito da Tomasella, fermato tutto il direttore di gara, la palla doveva essere ferma, doveva essere messa a terra, evidentemente sfera in movimento, calcio punizione che sarà ribattuto con le due squadre che si sono disposte ora. Batte Tomasella, pallone in profondità, saltano in molti, c'è la numero 5 che prova la conclusione e buca Comacchio per il gol del vantaggio del Vittorio Veneto al terzo minuto. Gol probabilmente da assegnare a Tomasi. Tomasi ha sbloccato la contesa con una zampata su calcio di punizione. Uno a 0 per il Vittorio Veneto che così in apertura sblocca la partita, e ci voleva probabilmente proprio un calcio da fermo per aprire come una scatola una partita del genere così chiusa. Vedremo adesso il Portogruaro come reagirà. C'è il pallone Bigaran, pallone per Mantoani che agisce più alta rispetto al primo tempo, come abbiamo detto. Trevisiol l'indietro per Tomasella, cerca Modolo, larga ancora per Furlan sulla destra, può salire, parte il pallone nel mezzo, deve abbassarsi Trevisiol, controllo impreciso del pallone, allora Furlanis controlla ma ci sono poche compagne ad aiutarla. Riesce a superare in un primo momento Gava, poi continua l'azione molto bene, pallone in profondità per Finotto, è pericoloso. Finotto che si stava ancora una volta inserendo tra portiere e terzino. Furlan ha bloccato però Daronk, e rinvio da parte di Daronk, però è recuperato dal Portogruaro. Spollero cerca in profondità l'attacco, ecco Feletti, controlla il pallone, spalle alla porta, retrocede molto però. Intervento su di lei proprio di Tomasi, ancora Portogruaro però in possesso palla. Tomasi che segna così il suo primo gol in campionato. Per la classe 99 che si inserisce in un gruppo folto in un gruppo anzi composto da due persone di marcatrici per quanto riguarda il Vittorio Veneto, che al momento hanno segnato un gol in campionato. Si tratta di Govetto e di Modolo. Modolo è in campo ed è subentrata proprio a Govetto. Scambio tra Feletti e Furlanis, deve combattere contro Tomasella che però ha la meglio. Ecco il pallone per Modolo, cerca il centrocampo, la profondità non trova Trevisiol. Novellino alza un campanile su cui Finotto deve impegnarsi contro Furlan, però protegge bene il pallone, non c'è nessuno però ad aiutarla. Altro campanile alzato da Novellino, e ancora Vittorio Veneto in possesso del pallone. Pallone lasciato in avanti, fase un po' confusa questa della partita. Trevisiol prova a mettere giù il pallone, tocco però in profondità impreciso. Allora Matic può servire Nodale, si propone Furlanis,
C'entra in pieno Gava. Sta rimessa a dare per il Portogallo. Si propone Feletti. Eccola che difende palla sull'attacco di Martinis. Riesce a girarsi Feletti. Arriva su di lei Tomasella. Palla che però passa. Tocco dentro di Novellino per Nodale. Recupera da Ronk. Da questo rimpallo sulla tre quarti del Vittorio Veneto era partita un'occasione possibile per il Portogruaro. Attenzione a Modolo adesso. Super Spollero, pallone per Mantovani. Parte il traversone arcuato, Volpati in anticipo. Tocca fuori, ancora Spollero. Protegge il pallone su Mantovani, all'indietro Matic. Al centro Chiarot. Poco movimento da parte del centrocampo del Portogruaro. Spollero, Matic. Ancora Chiarot, non riesce a uscire da lì il Porto. Matic. Si propone Feletti, pallone proprio per lei, lungolinea, non ci crede Feletti. Messa laterale per il Vittorio Veneto. Discussione tra Trevisiol e Mister Zoni nel frattempo. Chiede un movimento diverso allenatore del Vittorio Veneto. Si prepara Gava con le mani. Non è però troppo lungo. Chiarot in buona posizione. Recupera però Bigaran. Però che perviene a Trevisiol. Riesce a proteggerlo. Tocco per Modolo. Ha spazio per avanzare. Prova la conclusione. Un po' alla cieca però. Colpisce in pieno la difesa del Portogruaro. Furlanis lavora bene il pallone. Poca scelte però ancora una volta per lei. Deve far salire la sua squadra. E si conquista un fallo importante. Furlanis può far salire il baricentro del Portogruaro, che nel momento in cui riparte in questo secondo tempo porta poche giocatrici nella metacampo avversaria e dunque fa fatica a sviluppare delle azioni pericolose. E l'ultima l'abbiamo vista in ordine di tempo, quella generata da un rimpallo che ha favorito Novellino sulla tre quarti. Volpati qui gioca corto per Spollero. Si muovono in avanti sulla fascia di destra giocatrici del Portogruaro. Recupera però Modolo. Contrasto al centro del campo. Nodale in recupero difensivo. Serve Matic e azione del Portogruaro che può ripartire. Non trova Feletti. Recupera Mantovani. Di prima Tomasella, buono il pallone per Trevisiol che può andare all'1 contro 1. Parte la conclusione di Trevisiol. Ha toccato Comacchio. Sarà calcio d'angolo. Terzo calcio d'angolo di questa partita per il Vittorio Veneto. Importante conclusione da parte di Trevisiol, innescata da Tomasella. Tocco molto intelligente quello della numero 22, che di prima ha visto il movimento della sua compagna, l'ha servita subito. Vediamo, si scalda Gashi nel frattempo per il Portogruaro. Vedremo se potrà entrare in campo. Qualche problema al dito del piede per lei. Parte il traversone di Mantovani, colpo di testa e stava per concedere il bis il Vittorio Veneto. Stava per concedere il bis. Sempre numero 5 Tomasi. Stacco perentorio. Salta la diretta avversaria Battiston. Finotto al centro, non trova Novellino. Bisogna combattere ancora una volta. Attenzione, cadono in due. Sembra avere la peggio però Spollero, che ha bisogno dell'intervento dello staff portogruarese. Vittorio Veneto, come dicevamo, che è ripartito dalla Serie C quest'anno e ha dovuto dire addio a diverse giocatrici importanti come Reginato in porta, ma anche De Martin da Ross, storico capitano. Ripartita da un progetto fondato sui giovani, sulla primavera, come dicevamo. Gioco che può ripartire. Rientra in questo momento in campo Spollero. Calcio effettuato da Volpati, pallone in profondità. C'è Feletti che difende bene il pallone. La profondità cercata per Finotto.
Ancora possesso palla difensivo, lancio però in avanti, cercare Trevisiol che stavolta riesce a controllare il pallone. Altro intervento su Spollero e stavolta dovrebbe esserci il cartellino per il numero 17. Vediamo se sarà confermato questo cartellino giallo. Evidentemente sì. Sì, cartellino giallo per Trevisiol. Fallo abbastanza netto su Spollero che era in anticipo. Partita che è tornata a vivere di sprazzi come nel primo tempo, piuttosto spezzettata, alcuni falli, già 2 gialli in questo secondo tempo. Palla in profondità da parte di Volpatti, controlla Furlanis, non trova Spollero, che viene anticipata da Modolo, che cerca Trevisiol ma non c'è nessuno da quella parte. Riparte il Portogruaro, può imbastire un'azione difensiva con la sola Trevisiol a portare pressing. Chiarot, Tomasella recuperato. Questi per Modolo, si propone sulla sinistra Furlan, ecco la servita sulla corsa, Furlan che ha il pallone giusto per andare al cross, lo effettua e Bigaran al centro dell'area, mette alto da posizione molto interessante e questa era una importante occasione per il Vittorio Veneto per raddoppiare e questo era un gran bel cross da parte di Furlan con i tempi giusti e si è inserita, non è riuscita a chiudere la difesa del Portogruaro, si è inserita coi tempi giusti Bigaran che però davanti alla porta ha messo alto. Spollero, si muove Nodale, pallone proprio per la numero 10 del Porto, anche questa volta però troppo lungo il suggerimento e non è la prima volta. Già 2 occasioni per raddoppiare per il Vittorio Veneto, mentre Portogruaro che non si è ancora visto pericolosamente dalle parti di Daronche in questo secondo tempo, prima con il colpo di testa di Tomasi e poi con il tiro di Trevisiol. Occasioni importanti. Attenzione però adesso Finotto deve andare a correre contro la sua corrispettiva. Attenzione, Felletti recupera il pallone, c'è fallo. Secondo direttore di gara, un'azione piuttosto convulsa. Ha fischiato punizione l'arbitro per un fallo di Sara Felletti ai danni della numero 15 Martinis. Cambio nel Portogruaro nel frattempo. Entra Gasci al posto di Spollero e questo è sicuramente un cambio offensivo. Entra Gasci che può fare differentemente la regista, la mezzala, la trequartista in realtà sarebbe il suo ruolo di nascita, mentre Spollero è un centrocampista centrale, un mediano. Dunque cambio offensivo per il Portogruaro. Probabilmente Nodale e Novellino saranno chiamate più a compiti di copertura a partire da questo momento. Dunque Portogruaro che adesso mantiene il tridente, le 3 F, ma ha anche una trequartista, ovvero sia appunto Gasci. Palla in profondità giocata da Tomasella che cerca Mantovani. Scambio con Tomasella, l'1-2 che si chiude, ma ancora una volta Comacchio, anzi no scusate, Chiarot era nella posizione giusta, rimessa laterale per il Vittorio Veneto. Portogruaro che si ripropone adesso con un 4-1-3-2, simile alla situazione tattica che aveva scelto Tomasello nel secondo tempo con l'Atletico di Oristano. Allora era Furlanis ad agire da trequartista, questa volta è Gasci che appunto, come dicevamo, recuperata, non ha i 90 minuti nelle gambe, recuperata in questi giorni da un acciacco al piede, cioè al dito del piede. Attenzione però, recupero palla avanzato da parte del Vittorio Veneto con Trevisiol, tocco largo, Mantovani cerca la profondità dall'altra parte, Modolo in possesso di pallone in questo momento. Si accende una mischia da cui esce con la palla al piede Mantovani, calcio di rigore. Stavolta è calcio di rigore, non ha avuto dubbi
Non ha avuto dubbi il direttore di gara nel fischiare il calcio di rigore sul fallo di Trevisiolle. Questa volta non c'è niente da fare. Occasione per il raddoppio. Va a battere il capitano Karin Mantoani. Per lei già un gol, anzi no, per lei già 2 gol in questo campionato, potrebbe essere il terzo. Mantoani dunque contro Comacchio. Potrebbe essere la svolta della partita. Parte Mantoani, fuori il rigore di Karin Mantoani. Tiene in vita il Portogruaro. Era già successo che il Portogruaro subisse un rigore a suo sfavore e che questo rigore venisse sbagliato. È successo la settimana scorsa contro il Montecchio, è successo anche contro l'Isera. Attenzione però alla cronaca adesso con questo pallone che può essere gestito da Mantoani, largo sulla destra, su di lui c'è Matic, parte il traversone, pallone largo. Dicevamo le 2 vittorie conquistate dal Portogruaro finora in campionato, ovvero sia quella contro l'Isera e quella di settimana scorsa contro il Le Torri, sono arrivate entrambe in 2 partite in cui il Portogruaro ha avuto contro un calcio di rigore, in entrambi i casi sbagliato dalle avversarie. Questa è la terza volta dunque che una squadra avversaria del Portogruaro sbaglia il calcio di rigore. Calcio di rigore battuto fuori da Karin Mantoani. E dunque partita che rimane apertissima, 1-0, ma Vittorio Veneto che in questo secondo tempo sta facendo la voce grossa, già 3 occasioni oltre al gol. Attenzione al pallone in profondità, c'è Modolo che cerca di impostare, pallone giocato sulla destra sempre per Mantoani che salta secco. Matic prova la conclusione a giro col sinistro e Comacchio deve distendersi. Non ha subito il contraccolpo psicologico il Vittorio Veneto per il rigore sbagliato, sembra invece averlo subito il Portogruaro per il gol che ha spezzato l'equilibrio. Nodale ora spazio per impostare, si lancia Furlanis in avanti, pallone gestito a sinistra, spazio però Matic per avanzare, buona questa impostazione del Portogruaro, pallone per Feletti, si deve allargare, parte il traversone in mezzo per Finotto che cerca di girare la sfera. Non c'è tocco da parte di Furlan, sarà rinvio dal fondo, ma è la prima, possiamo dire, avanzata da parte del Portogruaro in avanti in questo secondo tempo. Giulia, parti Giulia! Dai! Non ha fretta la ripresa del gioco l'estremo difensore, ma attenzione al recupero del Portogruaro con Feletti che va a battagliare, cade per terra il numero 9 del Portogruaro, sarà calcio di punizione. Posizione interessante questa, perché ha diverse giocatrici che potrebbero far male il Portogruaro da quella posizione. Nel frattempo cambio, entrerà la numero 99 Zilli ed uscirà Bigaran che ha giocato una partita di grande movimento, fatto da legame tra il centrocampo e l'attacco. Ha avuto un'occasione per raddoppiare tu per tu con il portiere, palla messa alta, ma comunque partita sicuramente positiva, di grande movimento da parte di Bigaran. Ora Zilli in campo al suo posto, classe 99. Zilli che, come dicevamo, ha cominciato da poco a giocare a calcio, da 2 anni, prima faceva atletica, eppure è capocannoniere della squadra vittoriese con 4 gol. Attenzione ora al calcio di punizione battuto dal Burinagashi. Colpisce in pieno la barriera, rimane a terra Mantoani, è stata colpita in pieno dal forte tiro di Albulena. Ora mette fuori la difesa del Portogruaro. Guarda che non le uomini qua, biondo! Richiesto l'intervento da parte del staff sanitario, è stata colpita in pieno, aveva tirato forte centrale Gashi, non a giro come altre volte fa, e ha nelle sue corde Albulena Gashi sia il tiro morbido, se invece quando c'è da usare la sciabola il tiro di collo pieno come abbiamo visto questa volta.
scelto la seconda. Manca quest'oggi nel Portogruaro per quanto riguarda la fase difensiva Jenny Longato, sostituita nello stesso ruolo da Marica Chiarotto, che finora non l'ha fatta assolutamente rimpiangere. L'unico assente di oggi del Portogruaro che ha recuperato Spollero all'ultimo e dunque può giocare in formazione praticamente completa. Nel frattempo sta rientrando in campo Mantoani, che può riprendere il gioco, si è ripresa. Nel frattempo scende Matiz sulla sinistra, Mantoani proprio va a intervenire su quella fascia. Scambio con Gashi da parte di Matiz, recupera Tomasella, sempre molto sicura di sé col pallone tra i piedi, la numero 22 del Vittorio Veneto, favorita anche dai ritmi non alti di questa sfida. Gava con le mani, riesce a passare, numero 18 Sovilla, in profondità per Trevisiol, Volpatti in vantaggio, indietreggia per Comacchio che va al rinvio, non trova però Matiz, sarà rimessa laterale, posizione avanzata per il Vittorio Veneto. Fatica molto il Portogruaro a creare gioco. Partita difficile per tutto il tridente offensivo. Finotto non ha trovato molti spazi alle spalle della difesa e anche Feletti ha fatto molta fatica, visto il buon lavoro difensivo da parte dei due centrali Tomasi e Martinis. Tomasi che oltre a difendere bene ha anche fatto un gol e rischiato anche di segnare la sua personale doppietta. Ora il rinvio proprio a cercare Feletti, Tomasella però è attenta, non ne capita nella zona di Nodale che controlla. Può impostare questa azione offensiva al Portogruaro, tocco per Furlanis, ma Tomasi difende la traiettoria che finisce in fallo di fondo. Ecco battuto subito il rinvio, il nuovo inizio del gioco, pallone per Mantoani, completamente ristabilito dopo la botta di prima. Gashi non riesce a fermare questo possesso palla, allora Tomasella all'indietro ancora per Tomasi, Mantoani, Trevisiol alla meglio contro Chiarot, pallone per, attenzione, Modolo, riesce a passare su Novellino, spazio Modolo, vediamo, pensa al tiro, lo prova e Comacchio, una presa plastica, riesce a bloccare il pallone. Altro tiro in porta da parte del Vittorio Veneto che sta legittimando il suo vantaggio in questo secondo tempo. Novellino nel cerchio di centrocampo, non trova Feletti anche stavolta. Martinis esce palla al piede, manca stavolta l'intervento Chiarot, c'è Trevisiol che può avere spazio per il tiro, colpisce in pieno Volpatti sullo stinco e poi Finotto prova a ripartire su Furlan che però gli tocca il pallone. Svanisce anche questa azione per il Portogruaro e Vittorio Veneto che di nuovo riparte con la sua azione placida fino al centrocampo, poi prende il via con le profondità immediate per, come questa volta, Trevisiol, molto cercata, Volpatti di testa, Novellino contro Tomasella, alla meglio stavolta ma non trova Finotto, molti errori in impostazione da parte del Portogruaro. E azione del Vittorio Veneto che può ripartire. Tocco per Trevisiol, ben guardato da Volpatti. Un duello che si è spesso ripetuto sia con la numero 6 sia con la numero 5 Chiarot. Nel frattempo si prepara un altro cambio per il Portogruaro. Entrerà Scudeler, probabilmente al posto di Battiston. Di solito viene fatto questo cambio da parte di Moreno Tomasello, semplicemente cambiando l'interprete del ruolo di terzino. Il cambio Scudeler-Battiston già visto, vedremo se sarà ripetuto anche questa volta. Nel frattempo vediamo anche Battagliotto, probabilmente al posto di una giocatrice offensiva per dare un po' più di vigore alla fase offensiva granata. Vediamo al posto di chi entrerà Battagliotto. Nel frattempo Scudeler
entra il numero 19. Posto di Battiston, confermato, sì. Confermato l'uscita di Battiston, non cambia nulla, quindi semplicemente avvicendamento sulla destra tra Battiston e Scudeler, forze fresche per arginare le avanzate su quella fascia della neoentrata Zilli. Entra il numero 16, E Battagliotto. dunque Scudeler, Battigliotto che entra al posto di Furlanis. Entra il numero 11, Furlanis. Battagliotto al posto di Furlanis. Non cambia nulla a livello semplicemente tattico, ha caratteristiche diverse però Battagliotto rispetto a Furlanis. Tende più a cercare il fondo del campo, mentre invece Furlanis tendeva più a rientrare. Attenzione, protesta adesso da parte del Portogruaro per un possibile tocco di mano su un'azione di Albulena Gashi che aveva provato a controllare. Non c'è nulla secondo l'arbitro, che lascia correre. Anzi, sarà calcio di punizione. Compensazione. È un arbitro mediocre. Sarà calcio di punizione, battuto in questo momento da Martinis. Colpo di testa di Zilli. Non trova l'1-2 con Trevisiol. Rimessa laterale per il Portogruaro. Il problema però per il Portogruaro rimane più che nella presenza offensiva, nell'impostazione. Anche questa volta errore di misura da parte delle ragazze di Moreno Tomasello. Ecco il primo pallone toccato da Battagliotto, che smista all'indietro per Matiz. Cerca Feletti, un po' difficile la gestione di questo pallone. Mantovani elegante qui su Matiz, prova a passare, ce la fa bene. 1-2 con Modolo, Vai, Cari! che le restituisce un pallone però troppo lungo. Chiarot può proteggere. Sì, dicevamo dunque il problema per il Portogruaro è più di impostazione, si fatica a servire le punte, il centrocampo fatica a collegarsi con le punte per questi diversi errori nell'impostazione, nei passaggi. Attenzione a Trevisiol, entra in area, riesce a tenere il pallone in campo, anzi no, il pallone è uscito. Sarà invio dal fondo per il Portogruaro, battuto da Elena Comacchio. Anche il Vittorio Veneto dal canto suo arrivava a questa partita pressoché con tutti quanti gli effettivi a disposizione. L'unica è Molinaro a non essere disponibile, però infortunata di lungo corso, era arrivata quest'estate dalla SPAL. Molinaro però si è infortunata nelle prime partite della stagione e probabilmente sarà assente dai campi ancora per molto tempo. Dunque formazione anche per il Vittorio Veneto pressoché completa. Govetto purtroppo ha dovuto dare forfait nel primo tempo. Ecco Furlan sulla fascia di sinistra, prova a distendersi il Vittorio Veneto. Tocco di ritorno, Modolo cerca in profondità Mantovani, Sovilla, c'è Gava, c'è in profondità Trevisiol, lì dietro ancora Tomasella, questi per Modolo. 1-2 che non riesce, e Portogruaro che cerca di organizzare una ripartenza molto complicata con Gashi che spazia in avanti, e pallone che non diventa però giocabile per Finotto. Molto confusi gli attacchi del Portogruaro in questa fase. Palla all'indietro, può giocare Tomasi. Vai Giulia! Chiarotta in vantaggio su Trevisiol, che tocca per ultima, anzi si guadagna Trevisiol, si guadagna una rimessa laterale. Ottimo lavoro da parte di Trevisiol in questo caso. Partita veramente dura dalle parti della difesa granata, con molti palloni in avanti e molti scontri corpo a corpo tra Trevisiol e le avanti i difensori del Portogruaro. Trevisiol che ora difende il pallone sull'assalto di due, perde un po' tempo Trevisiol qui. Battagliotto e Matiz non forzano l'intervento, si prende la rimessa laterale Trevisiol. Siamo arrivati alla mezz'ora di gara e siamo 1-0 per il Vittorio Veneto, e il Vittorio Veneto che, dobbiamo dirlo, sta ampiamente finora meritando la vittoria. Calcio d'angolo adesso per le rossoblù, che si propongono ancora in avanti. Non c'è stata vera risposta da parte del Portogruaro finora. A livello offensivo è stato un dominio
del Vittorio Veneto. Vediamo adesso i cambi di mister Tomasello, se riusciranno a scuotere la situazione offensiva granata. Batte Mantovani, pallone in mezzo, la girata è sempre pericoloso sui calci da fermo il Vittorio Veneto. È una prevalenza fisica, proprio fisica sui calci da fermo da parte delle ospiti, che hanno avuto anche l'occasione per il raddoppio, ma il rigore da parte di Karin Mantovani è stato calciato fuori. Ecco Gasci, pallone all'indietro per Novellino, questi per Scudeler, che viene fermata. Primo pallone toccato da Scudeler in questa gara. Il tentativo di Tomasello probabilmente era di dare più qualità alla manovra del Portogruaro, inserendo Gasci, che appunto ha nelle sue corde anche un'impostazione precisa. Gasci che però finora ha trovato poco spazio alle spalle del centrocampo del Vittorio Veneto. Ora fallo commesso da Finotto su Martinis, calcio di punizione. Tomasella, cerchio di centrocampo, pallone allargato su Gava, serve bene Mantovani, è andato a vuoto il tentativo di Battaiotto. Mantovani prova il traversone, è intelligente per Zilli, copre bene però Scudeler, e Comacchio poi evita che il pallone finisca sul fondo. C'è poco movimento però da parte delle giocatrici del Portogruaro, e anche questo rende difficile organizzare azioni offensive. Mantovani è sola, tempo per stoppare questo pallone. Su di lei Matic, pallone per Modolo che ha spazio per avanzare, fronte alla porta, tocco in profondità, non trova Trevisiol, però è un Portogruaro che fatica a superare la metà campo in questo momento. Avanza Matic, si allarga Battaiotto, servita Gasci, e l'intervento però su Tomasella di Tomasello su di lei regolare. Pallone in profondità per Trevisiola, ancora una volta giocata la sua corsa, vediamo, prevale su Chiarot, pallone difeso da Zilli a centro area contro Scudeler, e Zilli che mette fuori. Aveva difeso bene inizialmente il pallone Zilli, e questa è un'altra occasione per il Vittorio Veneto. Zilli che aveva difeso bene il pallone, grande lavoro di Trevisiola anche stavolta, che ha giocato una buona partita, una delle migliori delle sue Trevisiola, però poi il tiro è stato impreciso. Gioca corto Comacchio per la neoentrata Scudeler, ancora una volta Finotto, lungolinea, difficoltoso questa gestione palla, infatti il Portogruaro perde la sfera. Su Villa si gira nel cerchio di centrocampo, non si intende però con Mantovani, può ripartire il Portogruaro con Matic, Feletti, lancio, era una buona idea questa da parte di Battaiotto, però non ha trovato la coordinazione giusta. Feletti deve combattere, ha giocato molto spalla alla porta quest'oggi Feletti, e adesso Trevisiol dalla parte opposta può andare al contropiede. Il tocco voleva servire Zilli, che però non è scattata, c'è stata un'incomprensione tra le due. Però sono diverse le situazioni in questa ripresa, come è normale, di pericolosità offensiva, di poca presenza in copertura delle centrocampiste del Portogruaro, che permette situazioni di sbilanciamento a favore del Vittorio Veneto in contropiede. Al momento non sono state sfruttate, ma sono state diverse le occasioni, non è un caso. Però indietro per il, ancora una volta, lancio lungo del Portogruaro da parte di Chiarot, stacca Gava in anticipo su Battaiotto, colpo di testa di Tomasi che ha rilanciato, però pallone ancora in possesso del Portogruaro, faticosissima però questa gestione del pallone su Villa, Trevisiol, Tomasella, quindi Mantovani sulla destra. È cambiato, scusa, non sto, si è cambiato. Compensato di Volpatti, c'è stato un fallo fischiato dall'arbitro.
frattempo ci sono delle novità per quanto riguarda la partita di Trieste. La Triestina sta vincendo 2-1, ha ribaltato la partita contro l'Isera. Questo è sicuramente una buona notizia per il Portogruaro, un po' meno per il Vittorio Veneto, perché la Triestina si avvicina. Triestina che da 7 punti arriverebbe in questo momento a 10. In realtà Vittorio Veneto che vincendo manterrebbe le 6 distanze dalla Triestina. Per il Portogruaro è una buona notizia, nel senso che l'Isera rimane a distanza. Quindi per il resto non ci sono altre novità. Venezia che al momento continua a vincere, si sta allargando 5-0 contro la Spal, 11-0 del Padova contro il Le Torri. Risultato larghissimo, e 3-0 invece del Trento nel derby del Trentino Alto Adige contro l'Unterland Damen. Questi dunque i risultati che si possono vedere in diretta, e Portogruaro che quindi manterrebbe la sua posizione, dato che anche l'Unterland e Damen e la Spal stanno perdendo, come l'Isera e le Torri. Dunque la parte più bassa della classifica nulla cambierebbe. Portogruaro che rimarrebbe sopra la zona retrocessione. Cambio del Portogruaro, esce Finotto, al suo posto Lucchetta, una delle tante giovanissime arrivate dal settore giovanile dell'Udinese quest'estate. Lucchetta classe 2003, giovanissima. Finotto ha giocato una partita complessa, ha dovuto andare troppo poco in profondità, non è riuscita mai, un po' per imprecisione, un po' per la buona guardia della difesa, a trovare la profondità, e servita spesso sui piedi non ha liberato la sua proverbiale velocità. Vedremo Lucchetta se riuscirà a dare qualcosa di più nella fase offensiva per il Portogruaro. Volpatti, altro giro palla difensivo delle ragazze di Moreno Tomasello. Profondità per Gasci che provava il tocco di tacco, mantiene il pallone tra i piedi Gasci. Scudeler può andare sul fondo, ci sono in mezzo sia Feletti che la neoentrata Lucchetta. Il pallone però messo in rimessa laterale. Portogruaro che però rimane avanti in questo finale, mancano 5 minuti alla fine della partita. Il Portogruaro deve provarci almeno a cercare il pareggio. Palla in mezzo di Gasci, allontana Tomasella, c'è però Nodale sul rimbalzo. Buono il controllo di Nodale, ma buono anche il recupero di Trevisiol. Vediamo Novellino, fa passare il pallone, ma è ancora il Vittorio Veneto che prevale con Zilli. È stata più usata Zilli in fase di copertura che in fase di offesa, come è normale visto il risultato di 1-0 per il Vittorio Veneto. Zilli che non ha in questo momento, fino a questo momento, creato problemi. Capocannoniere del Vittorio Veneto, la classe 99 Zilli. Però dentro per Battagliotto c'è un tocco vittoriese, sarà calcio d'angolo per il Portogruaro, ed è solo il terzo, il primo in questo secondo tempo, solo il terzo, dunque occasione per il Portogruaro. Dalla situazione tattica in cui era stato creato, è il massimo a cui poteva a cui poteva anelare in questo momento il Portogruaro, vista la situazione tattica che si era creata in quella zona del campo. Calcio d'angolo, salgono tutti tranne Matic e Scudeler che rimangono in difesa. Parte Gasci, traversone largo, il colpo di testa di Feletti che però non riesce a indirizzare verso la porta. C'è Nodale all'indietro, Chiarot con l'esterno, cercata Feletti che va a combattere al centro dell'area. Mantoani rinvia dove non c'è nessuna maglia rossoblù. Matic, altra palla in mezzo. Battagliotto fa un velo e non tocca il pallone, probabilmente perché pensava di essere in fuorigioco. Fatto sta che il pallone finisce in possesso di Daronc, che può controllare. Quando mancano meno di 5 minuti e il Vittorio Veneto è sempre in vantaggio per 1-0, decide Tomasi in apertura di primo tempo.
Nodale recupera il pallone, è salita Nodale nel secondo tempo, è stata una delle più positive del Portogruaro Nodale. Chiarot, anche lei ha giocato una buona partita, ha avuto una brutta cliente come Trevisiol. Intervento di Feletti che commette fallo su Tomasi, sarà calcio di punizione. Feletti invece si è vista poco quest'oggi, molto lavoro sporco, ha dovuto anche abbassarsi per cercare il pallone la numero 9 Granata. Partita non facile per tutti gli interpreti, tutte le interpreti del tridente Granata. Nodali non riesce a trovare il pallone, allora Trevisiol lo lavora, spalla alla porta, Mantovani, non c'è fretta, palla in profondità, ancora per Trevisiol che lo protegge come nella situazione precedente, non c'è fretta da parte del Vittorio Veneto e si conquista la rimessa laterale. Trevisiol, altri minuti, altri secondi preziosi che scorrono per favorevoli al Vittorio Veneto, che in questo modo può far di sé un alleato. Il cronometro va a battere Gava, rimessa battuta Trevisiol. C'è anche una dimensione psicologica in questo gioco di Trevisiol, pallone qui messo in mezzo, recupera Comacchio. Diciamo c'è anche una dimensione psicologica da parte di Trevisiol, sicuramente innervosisce anche le sue avversarie e fa parte del gioco. Pallone giocato all'indietro, deve giocare con i piedi Daronc che rinvia il cerchio di centrocampo. Chiarot attaccata da Trevisiol, fase un po' confusa della partita. Gasci casca per terra, fallo da parte di commesso da Modolo, calcio di punizione e Portogruaro che può avanzare. Mancano 2 minuti alla fine dei 45 regolamentari, vedremo se ci sarà del recupero. 5 minuti di recupero. Volpatti va al rinvio lungo, spizza Gasci, era intelligente questa giocata per Feletti, ma Tomasella è stata attentissima. È stato fischiato anche un fallo per un intervento ai danni di Tomasella, calcio di punizione per il Vittorio Veneto che respira. Questi ultimi minuti, almeno per il Portogruaro, arrivano buone notizie dal campo di Trieste, in cui, come ho detto, la Triestina ha capovolto il punteggio. Triestina che ha gli stessi punti del Portogruaro e quindi supererebbe le Granata, ma al tempo stesso blocca l'Isera. E questa è la cosa più importante per le ragazze di Moreno Tomasello. Palla all'indietro, rilancia Daronc, situazione difficile, riesce a trovare però Zilli. Da questi per Modolo, impreciso però il rilancio, rimessa laterale per il Porto. Sempre 2-1 sul campo di Trieste. Nel frattempo sono stati annunciati 5 minuti di recupero, dunque Portogruaro che avrà altri 5 minuti per poter provare a raddrizzare questa partita. C'è anche della stanchezza che sta subentrando in campo, soprattutto tra chi si è mosso di più, per esempio Trevisiol, per esempio Feletti, che sono dovuti muovere tanto, ma anche Gava ha giocato una partita di grande movimento. Furlan che adesso deve proteggere il pallone dall'attacco di Battagliotto che invece è fresca. Furlan, Battagliotto le tocca il pallone e sarà rinvio dal fondo. Prossimo turno che, come abbiamo detto, vedrà impegnato il Portogruaro femminile fuori casa contro il Venezia, derby provinciale molto sentito, mentre invece il Vittorio Veneto giocherà un altro derby contro il Padova. Lancia in profondità, ecco, non trova nessuno, pallone giocato male da Matiz che concede rimessa laterale. Altri 4 minuti, se n'è andato già il primo, 4 minuti di recupero. Va a battere proprio Gava. Poi testa di Sovilla, rilancia Chiarotta al volo, Novellino non ci arriva, dietro di lei c'è Volpatti, trova bene Scudelerra, spazio per avanzare, sta però arrivando Modolo su di lei. Palla recuperata da Furlan. Volpatti alza un campanile, ma riesce a trovare l'intervento
Gava che però deve concedere rimessa laterale. Portogruaro con fatica sale. Lucchetta, la rimessa laterale. Ecco Gasci, protegge il pallone, all'indietro, Novellino. Riesce a girarsi, Novellino su modulo, lo fa bene. Prova la conclusione. La distanza siderale, c'erano diverse soluzioni qui per Novellino, anche alla sua destra. Nel frattempo vediamo in tribuna, ha preso posto anche Govetto, uscita malconcia dallo scontro con un'avversaria nel primo tempo che l'ha costretta ad uscire. Rinvio di Tomasella, ancora Chiarotta in anticipo, trova Lucchetta che però è in una posizione complicata e ottiene una rimessa laterale, e per quanto fosse chiusa era il massimo che poteva trovare Lucchetta in questo momento. Chiarotta chiede il pallone a Moreno Tomasello, però in profondità, sono gli ultimi minuti. Rinvio però della difesa del Vittorio Veneto, lancio in profondità di Chiarotta che trova solo però Tomasella, allarga per Zilli e qui ha spazio per avanzare Zilli. Di prima Zilli cerca Revisiole, forse poteva tenerla qui Zilli. Volpati in anticipo, corto il passaggio per Gasci. Tomasella gestisce il pallone con calma, può andare in contropiede, questa è un'occasione importante per il Vittorio Veneto. Trevisiole lavora il pallone, prova la conclusione e Comacchio blocca la sfera. Rimangono meno di 2 minuti alla fine. Lancia a cercare Lucchetta, Gava in anticipo, poi Gasci può guardare la porta ma viene chiuso il suo lancio da parte di Martinis, non controlla qui Trevisiole, permette alla difesa del Portogruaro di chiudere. Molto difficile questa gestione della palla, concede rimesse laterali il Portogruaro e siamo agli sgoccioli. C'è un altro cambio nel Vittorio Veneto tra la numero 21, si tratta di Daros, molto giovane, classe 2000. Cambio nel recupero appunto per il Vittorio Veneto. Si mette in attacco Daros, eccola qui, va a dar fastidio a Matic, protegge la rimessa dal fondo. Matic la ottiene, manca meno di un minuto, mancano 30 secondi alla fine. Questa è probabilmente l'ultima azione della partita. Comacchio, tutti su, tocco corto però, Volpati deve lanciare, mi rimane poco tempo. Ecco la palla in profondità, la raccoglie Battagliotto, si mettono in profondità le giocatrici del Portogruaro, ecco il lancio, Martinis in anticipo, ancora Modolo, trovata Mantovani, non c'è il gioco in contropiede, sarà rimessa laterale, vediamo se fa giocare l'arbitro. Il recupero è tecnicamente scaduto. Alla palla tra le mani Scudeler, tocco centrale, nodale, pericoloso, smista per Matic, Chiarot, finisce qui, vince 1-0 il Vittorio Veneto. Non ce l'ha fatta il Portogruaro ad organizzare una risposta al gol da parte di Tomasi in apertura di secondo tempo. Vittorio Veneto che ha legittimato il vantaggio con diverse azioni da gol, anche un rigore sbagliato da Karin Mantovani. Portogruaro non è mai riuscito a ribattere e dunque vittoria meritata del Vittorio Veneto, che sale in questo modo a 16 punti, Portogruaro che invece rimane a 7, ma spera che il punteggio della partita tra Triestina e Isernia rimanga questa, in modo tale da non dover patire a livello di posizioni di classifica. Prossima partita, come abbiamo detto, per il Vittorio Veneto sarà il derby contro il Padova, altro derby per il Portogruaro contro il Venezia. Dal terreno di gioco dello stadio Mecchia di Portogruaro è tutto. Ringraziamo Andrea Ruzza per le riprese e da Davide Gasparotto è tutto. Un saluto e una buona domenica.